Le abbondanti nevicate, caratteristiche soprattutto nei paesi montani, portano con sé diversi disagi da risolvere in fretta, tra cui strade impercorribili e tetti da alleggerire per evitarne il crollo. In queste situazioni la Protezione Civile della Regione Veneto, col suo esercito di volontari, mezzi e attrezzature, interviene con prontezza e competenza al fianco delle istituzioni e degli altri protagonisti del soccorso pubblico, al fine di ripristinare la sicurezza. E anche in questi casi è la sala operativa della Protezione Civile di Marghera ad attivare uomini e mezzi in tutta la regione. Quando c'è un'importante emergenza neve, il primo intervento viene svolto dalle squadre locali. Le operazioni si svolgono innanzitutto con lo sgombero delle strade e delle piazze, in modo tale da poter garantire le viabilità e l'accesso anche di ulteriori mezzi. A seguire si procede con la bonifica e la messa in sicurezza degli uffici pubblici e delle case private con lo sgombero della neve dai tetti, liberare le case anche delle persone anziane in maniera tale da poter garantire la sicurezza e la protezione delle persone e della popolazione in generale. Fare questa specializzazione abbiamo dovuto fare dei corsi di sgombero neve, corsi di meteorologia, corsi di alta montagna, per poter affrontare l'emergenza nella sicurezza totale. Quando arriva dei volontari nuovi che vogliono fare questa esperienza nella protezione civile, noi li formiamo, li addestriamo e poi quando vediamo che sono al lavoro e lavorano bene ci gratifica molto. Tra i problemi da attenzionare in montagna c'è quello dei siti valanghivi, divenuti ancor più pericolosi dopo Vaia. Per la gestione del rischio valanghe, la Regione del Veneto, con ARPAV, monitora i diversi siti con i loro possibili effetti. ARPAV, attraverso il centro valanghe di Arabba, effettua il monitoraggio delle condizioni della neve e meteorologiche sulla montagna veneta e gestisce il pericolo di valanghe sulla montagna veneta stessa attraverso l'emissione di bollettini di previsione del pericolo di valanghe e avvisi di criticità del rischio valanghe per la protezione civile. Il rischio valanghe si è sensibilmente acuito sulla montagna veneta dopo il passaggio della tempesta Vaia, che ha determinato lo schianto di numerose superfici boscate e la creazione di nuovi siti potenzialmente a rischio valanghe. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.